Centro anch'io, centro anch'io. Bentrovati amici, lo sapevate che il passaggio che va da Piazza del Mercato fino a Via Fratelli Porcellaga è conosciuto come Vol dei Asen, Volto degli Asini? Il vicolo nella zona nord-ovest di Piazza del Mercato è noto come Volto degli Asini o appunto Vol degli Asen. In questo punto, addossato al palazzo Martinengo Palatini, è possibile vedere un frammento della Torre Teofila, antica torre delle mura medievali del 1187 di Brescia. Sui resti della torre c'è una lapide commemorativa che ricorda i fratelli Lorenzo e Luigi Porcellaga, che danno il nome alla via adiacente e che morirono eroicamente nel 1512 durante il tragico saccheggio di Brescia da parte delle truppe francesi. Oggi probabilmente un detto meno conosciuto, in modo deciso, autoritario: faga vedere i baffi. Fai vedere i baffi? Sì, esatto. No, giusto, traduzione corretta, sì. Ma metaforicamente? Quelli del gelato. Fargli vedere i baffi. Ma in senso metaforico, dai, faga vedere i baffi. Sai che non ho mai Tira fuori. le Allora, se lei ha mai sentito dire questo detto, faga vedere i baffi. Faga vedere i baffi, fagli vedere i baffi. Perché è appena stato dal barbiere, che li ha curati, sistemati. Però in senso metaforico cosa vuol dire? Antonio, anche lei, faga vedere i baffi. In senso metaforico non saprei. Tirare fuori Gli attributi. un uomo in ginocchio da lei, signora, guardi che roba. Ma lei è spagnola? Sì, Di dove? Salamanca è vicino a Madrid, a 200 km. Mi porti con lei in Spagna? Salamanca è come Firenze. Mi porti in Spagna, voglio venire in Spagna con lei. Domandale al mio marito. Mi mantiene un po'? I don't understand. Capito? Non ha capito, eh? Faga vedere i baffi, Che vuol dire? Secondo lei? Uno che il Garia faga vedere i baffi a un'altra, vuol dire che come ce l'ha il carattere? Il carattere forte, deve far vedere le proprie ragioni. Bene, mi piace perché educata e diplomatica, grazie. Ecco, va bene. Buona passeggiata. Anche a voi, arrivederci. Questo signore ha i baffi, quindi potrebbe dire faga vedere i baffi. Cosa vuol dire però? Faga vedere i baffi. In questo momento mi sfugge. Cioè il carattere come deve essere, faga vedere i baffi. Volgarmente oggi si usa un'altra cosa. Ho capito in quel senso lì. Quindi Quindi a chi è che dobbiamo far vedere i baffi? decida lei. Decido io. A me no, per carità. No. Qualche bella donna magari. No, ormai lascia stare le belle donne. Fai vedere i baffi, allora? Esatto, letteralmente così, fagli vedere i baffi. Però metaforicamente che vuol dire secondo lei? Tira fuori. Cosa? Vabbè, e allora? Cosa vuol dire? Questo profumo inebriante. Faga vedere i baffi. Non tu, che di baffi non ne hai, ci mancherebbe altro. Cosa vuol dire faga vedere i baffi? Ma non saprei. Oggi volgarmente si potrebbe dire in un altro modo. Cioè, dai, faga vedere i baffi. Tira fuori Tira fuori gli attributi, il carattere. il carattere. I giovani brescianissimo, vero? Sì, brescianissimo. Da dove? Calabria. Calabria, tu invece? Bergamo. Bergamasco, e tu? Trentino. Trentino, ma che ce ne fosse uno di Brescia? A chi la chiediamo questo? Al Bergamasco, dai, non vi offendete voi, è più vicino, no? Vai. Per affinità provinciale. Venite avanti, allora. Faga vedere i baffi, cosa vuol dire la traduzione? Tira fuori le palle, insomma. Ma proprio! Poi tu oltre ai baffi hai pure la barba. Faga vedere i baffi, ovvero sii deciso, determinato, insomma, come hanno detto alcuni amici, tira fuori il carattere. Per oggi noi ci fermiamo qui. Alla prossima, grazie. Ciao. Centro